Bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con voi per parlare del tema del giorno di oggi. Come ogni venerdì parliamo infatti di un quartiere della nostra città, oggi parliamo del quartiere di Borgo Venezia. Anche qui un quartiere con tanta storia, con tante particolarità da raccontare, e allora siamo in collegamento per parlare di questo insieme a Davide Peccantini, fondatore di APS Quartiere Attivo. Buongiorno Davide. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo come sempre dalla storia del quartiere. Insomma, qual è la storia di Borgo Venezia? Sì, allora, Borgo Venezia si trova nella sesta circoscrizione ed è all'interno di una zona che è chiamata i quartieri Sei Borghi, cioè tutta quella zona delineata da Borgo Venezia, Borgo Trieste, Biondella, la zona di Fincato, Borgo Santa Croce e San Felice Extra. Borgo Venezia si delinea come quartiere a inizio del Novecento tra via Barana, via Fincato e viale Venezia, proprio nei pressi della stazione di Porta Vescovo. E la data di nascita proprio di Borgo Venezia è il 6 novembre del 1900, nella quale nel Consiglio Comunale di Verona fu proprio stabilito di fondare un quartiere al di là proprio di Porta Vescovo, nella zona del cimitero israelitico, chiamato proprio Borgo Venezia. Le prime costruzioni, edifici costruiti proprio nella zona di Borgo Venezia, intanto ci sono le case delineate vicino a via Fiumicello, che è questo piccolo fiume che nasce dal laghetto Squarà e che passava proprio nella via che si chiama ancora oggi via Fiumicello, passava dalla zona di Porta Vescovo e poi si metteva all'interno del quartiere di Veronetta. Le case costruite in quella zona, poi la chiesa di San Giuseppe fuori le mura, iniziata a costruire nel 1914 e inaugurata dopo un anno, nel 1915, ed era la chiesa proprio per tutti quegli operai che si erano trasferiti in zona, che lavoravano nelle officine ferroviarie, nella Tiberghien e che erano proprio al di fuori della città. Ho capito. Altre curiosità? Sì, vai avanti. Altra curiosità, se ci spostiamo un po' più a nord andiamo nella zona di Santa Croce, che c'è la Seolara. La Seolara è questa adesso casupola, un po' diroccata, abbandonata vicino a un parco giochi in zona via Villa Cozza, che il toponimo pensa è stato utilizzato fin dal 1584 e indicava la cascina e tutta la zona circostante, perché Seolara, dal dialetto Seolara, zona coltivata a cipolle, è una cipollaia. Ah, ecco, anche questo è interessante. E anche via Villa Cozza, tra l'altro, ha una storia un po' particolare, giusto? Sì, via Villa Cozza, intanto tutti gli edifici che vedi costruiti è proprio lo sviluppo del quartiere dal punto di vista urbanistico dagli anni 70 in poi, e la Seolara fu interamente demolita con la zona dell'urbanizzazione. Ci sono delle foto che fanno vedere com'era la Seolara in via Villa Cozza, che era questa grande cascina con tutti i campi intorno. Poi ovviamente con l'urbanizzazione degli anni 60-70 si è creata via Villa Cozza. Ho capito. Ecco, puoi raccontarci, insomma, come sempre un aneddoto su questo quartiere un po' particolare? Sì, praticamente un aneddoto è San Giuseppe fuori le mura, praticamente quando l'hanno costruito, che la costruzione è nel 1914 ad aprile. Cosa è successo? C'era una fazione che voleva la costruzione proprio della chiesa, ma poi c'erano gli anticlericali. E cosa facevano? Di notte andavano a togliere mattoni. Quindi gli abitanti della zona si misero d'accordo per fare una sorta di controllo, di sorveglianza del cantiere, per evitare che si togliessero i mattoni di notte ed evitare così che si potesse così costruire la chiesa, non ci fossero problemi nella fine del cantiere. E ha funzionato alla fine, direi. Alla fine ha funzionato, sì, perché poi è stata inaugurata, quindi sì. Perfetto. Benissimo, allora noi ringraziamo Davide Peccantini, fondatore di Associazione Quartiere Attivo. Grazie per essere stato con noi anche questa mattina. Grazie, buona giornata a tutti. Benissimo, allora noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento come sempre oggi alle 12:30 con il nostro Buongiorno Verona e nuove interviste per il tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.